buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e buona Pasquetta. Altrettanto. Grazie per essere qui, per continuare ad essere così temerari, quindi riusciamo sempre a farli vedere, per favore, i giornalisti presenti, grazie. Grazie mille. Meritano giustizia visto considerato il sacrificio che stanno facendo. Eccoli qua, grazie. Poi ci sono quelli che arrivano da più vicino, da più distante, buongiorno, bene, grazie. Allora guardate, un saluto a tutti quelli che sono collegati nelle dirette, un saluto a voi, un saluto veramente, un augurio di buona Pasquetta da parte nostra a tutti i cittadini. Entriamo nel vivo. Allora, abbiamo passato i 203.000, immagino che questa settimana avremo anche dei bei risultati sui tamponi, visto e considerato che il professor Crisanti, come vi ho già detto, mi ha confermato che la macchina funziona. La macchina funziona, stamattina peraltro in videoconferenza con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale abbiamo dato anche disponibilità a sentire il professor Crisanti e il dottor Rigoli per tutto il tema dei professor Crisanti ovviamente per il tema dei reattivi fai da te, no? Quindi fatti in house, e dall'altro il dottor Rigoli come coordinatore delle microbiologie degli ospedali del Veneto per quello che riguarda il tampone, come ci dice lui, provando a ragionare con la soluzione salina. I casi in isolamento sono 17.902 e i positivi dei 17.000 sono 14.251. I ricoverati sono 1.427. Abbiamo qualche unità in più, se non ricordo male sono 3 in più, 4 in più, una roba del genere, però sono 1.427 in questo momento, occupano 1.427 letti negli ospedali del Veneto. Le terapie intensive sono 245, quindi 245 terapie intensive oltre a quelle ordinarie occupati da pazienti coronavirus. Meno 1 in terapie, più 6 tra i ricoveri. I morti sono negli ospedali 779, i dimessi sono 1721, siamo al 9° giorno o 10° giorno dove i dimessi superano i ricoverati, i nati 70. Allora, brevi e semplici considerazioni. Abbiamo lavorato questi giorni per l'ordinanza. Questa mattina assieme agli assessori Lanzarin e Bottacci abbiamo disposto, abbiamo limato, no? Vi dico sempre, faccio l'esempio di Michelangelo che dice: ma come hai fatto a fare la Pietà così bella? Lui ha detto: ho tolto tutto il marmo in più. Abbiamo tentato di togliere tutto il marmo in più, cercando di fare una cosa equilibrata e che sia rispettosa anche di quello che è il primo obiettivo, che è quello della salute dei cittadini. Voglio ricordare in premessa che aprire o chiudere aziende non compete alla Regione. Lo dico perché molti cittadini ci hanno chiesto: mai i lavori edili, nelle case, altre parti. Non compete a noi. Deve essere chiaro che aprire e chiudere aziende non compete a noi. Non ve lo dico, siccome qua c'è sempre qualcuno poi che ogni roba che dico fa una polemica, non lo dico per far polemica, lo dico perché se mi scrivete e me lo chiedete, e soprattutto oggi la firma l'ordinanza, qualcuno magari pensa: beh, Zai adesso può decidere di aprire, di liberarci o quant'altre robe. Noi abbiamo un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato fatto 3 giorni fa, e quello a ricaduta ci permette semplicemente di fare delle azioni. Allora, prima preghiera ai cittadini. Mettetevi ben seduti e capite una roba che è fondamentale che ci diciamo guardandoci virtualmente nelle paglie degli occhi. L'emergenza non è finita. L'ordinanza mi impone di dire, seppur magari, come si può dire, concessoria sotto alcuni aspetti relativi alla libertà dei cittadini, mi impone di dire che non deve essere vissuta come la fine dell'emergenza. Non lo è neanche l'ordinanza, però non vorrei che qualcuno pensasse: beh, Zaia firma un'ordinanza, vuol dire che è finita. No, non è finita.
abbiamo 245 persone in terapia intensiva, ve lo ripeto, e ne abbiamo la bellezza di non 1, 2 o 3, ma 1427 in ospedale. Allora guardateli bene questi numeri. Sono chiari, no? 1427 e 245. Se questi non scendono, o peggio ancora si alzano, bisogna andare su pesante un'altra volta. Quindi questi qua saranno i nostri elementi di lettura. Me ne metto via questi due fogli. O scendono, ma non devono mai alzarsi, ma devono scendere. Perché vi dico questo? Perché la prima cura al coronavirus, ve l'ho detto 1 miliardo di volte, siamo noi. È una bella sfida capire cosa voglia dire questo. Vuol dire che i nostri comportamenti irresponsabili aumentano la diffusione del virus e magari se non sei, come si può dire, una categoria a rischio, magari ti puoi beccare la febbre, puoi farti una polmonite, puoi avere un po' di guai, ma non è detto che tu possa avere solo un po' di guai a prescindere dal fatto che tu sia o non sia categoria a rischio. Ma di certo è che il nostro comportamento irresponsabile fa finire in terapia intensiva o peggio ancora, porta alla morte qualcuno che non può permettersi di essere contagiato. Quindi quando vi viene la tentazione pensate sempre che c'è qualcuno che potrebbe perire, morire a causa della nostra o della vostra tentazione. Sono parole dure ma sono chiare. I Veneti sono un popolo eccezionale, lo hanno dimostrato, qui abbiamo i dati delle percorrenze, abbiamo tutti i dati dei tracciati con le celle telefoniche, quindi non dei singoli spostamenti ma delle masse, e ne viene fuori insomma che abbiamo ridotto gli spostamenti di 4.644.000, cioè del 50%. Adesso voi capite, qualcuno si è offeso perché ho detto non esiste più lockdown. Scusa, oggi fuori c'è il sole, no? È inutile che mi dite che piove, c'è il sole. E il lockdown non esiste. Lockdown vuol dire chiusura totale, a voi risulta che sia tutto chiuso, a me no. Domani mattina sappiamo che troveremo più auto in autostrada, domani sapremo che troveremo più persone che usciranno di casa per andare a lavorare rispetto a quelle che c'erano prima del decreto, e questo per dire che dobbiamo ragionare, abbiamo tentato di farlo con l'ordinanza, pensando a un lockdown ridotto, perché tale è, a un mezzo lockdown, chiamatelo come volete, a un lockdown soft, ecco, usiamo questi termini così ci capiamo, che però deve mettere in sicurezza anche chi comunque ha spostamenti importanti. Allora, qual è l'ordinanza? E dopo vi faccio vedere anche un video, non si offendano le altre televisioni se faccio vedere un video del TG1, ma ce l'avrei anche originale giapponese tradotto in inglese, però siccome poi lo vedranno anche da casa, magari fate questo sacrificio di farlo vedere nei vostri servizi. Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure. È disposta la chiusura degli esercizi commerciali. Allora, ve la faccio breve senza leggervela. Si chiudono i supermercati come sempre la domenica e ovviamente i giorni festivi, quindi il 25 aprile e il 1 maggio. B. È confermata l'attività dei mercati. Cosa vuol dire? Mercati a cielo aperto che ora avranno non solo l'alimentare, sto parlando di frutta, verdura, salumi e formaggi, ma avranno ovviamente pesce, carni, ma ovviamente immagino avranno anche la possibilità di vendere l'abbigliamento per i bimbi. Immagino che se c'è uno che ha un banco specializzato per abbigliamento per i bimbi, l'attività di vendita ai bimbi è un'attività ritenuta essenziale. Sono confermate tutte le misure: perimetrazione dei mercati, un accesso e un'uscita, quindi due varchi, uno per l'accesso e uno per l'uscita dall'area perimetrata, la vigilanza ai varchi e l'ingresso e lo stazionamento contingentato, quindi stabilire come nei supermercati che si fa la coda fuori
ovviamente a distanza di 2 metri abbiamo inserito, alla luce poi del video che vi farò vedere, e ovviamente per l'accesso ci vuole mascherina o qualsiasi altro metodo idoneo per coprire naso e bocca e guanti. Scontato che mascherina e guanti li devono avere gli operatori. Negli spostamenti all'esterno della propria, punto C, della propria proprietà privata, cioè da casa propria, devono essere utilizzati mascherine e ogni altro dispositivo idoneo per la copertura di naso e bocca, nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante, cioè uno va fuori di casa, deve portarsi la mascherina e disinfettarsi le mani. Fatte salve le disposizioni specifiche del trasporto pubblico, perché noi nel trasporto pubblico lo prevediamo già. D. Le uscite di casa devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute, quale nel caso di accompagnamento di disabili o minori di 14 anni deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale. Cioè esci di casa, stai andare a uscire di casa, devi uscire da solo per andare a fare la spesa, non con la macchina piena, e se hai dei bimbi piccoli te li puoi portare, perché se a casa non c'è nessuno che te li tiene, ma se rappresenti una coppia ci sarà un genitore che resta a casa con i bimbi e l'altro genitore che va a fare la spesa. E è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo. Detta in soldoni, se ti ferma la polizia e ti misura la febbre e sei febbriciante, è un reato. Nei giorni del 25 e del 1 maggio, ho voluto mettere il 25 aprile e il 1 maggio del 2020, il picnic, barbecue e tutte le storie che si fanno in quei giorni, all'aperto, è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella stessa proprietà. Tradotte in soldoni, non avventuratevi per favore ad organizzare barbecue, grigliate, per tradurla giustamente nel termine giusto, grigliate, feste o quant'altro, perché sono illegali e sono un grande elemento di diffusione del virus. Abbiamo voluto mettere questo punto definito per il 1 maggio e il 25 aprile perché si stanno scrivendo un sacco di cittadini, soprattutto nell'ultima settimana, chiedendo se possono organizzare, se possono fare. Quindi la grigliata si fa a casa, si fa nel terrazzino, si fa nel giardino, la fate dove uno ha la sua abitazione se può farlo, e lo fa solo per il proprio nucleo familiare. Vuol dire, tradotto per chi ci sta ascoltando, non invitare gli amici, non invitare i vicini di Pianerottolo, non invitare i residenti nel condominio, non invitare i genitori, i fratelli, sorelle, tutte le storie che sapete, morosi, morose. Si fa con il nucleo familiare. Perché? Perché il nucleo familiare è un unicum dal punto di vista epidemiologico. O ce l'hanno tutti o non ce l'ha nessuno, giusto? In linea di principio. Evitiamo di fare in modo che ce l'hanno tutti o non ce l'hanno nessuno, anche portando qualcuno da fuori. G. È ammesso lo spostamento di ogni mezzo per l'assistenza al parto da parte del genitore. Abbiamo risolto un problema che si era creato con i DPCM, cioè siccome per andare ad assistere al parto del proprio partner non è un motivo indifferibile contemplato nei DPCM, noi diciamo che uno può prendere l'auto e andare in ospedale a vedere che nasca sua figlia. Punto. H. L'attività motoria è individuale, occhio, è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Ho tolto i 200 metri, questo è un atto di grande fiducia. Io so che i veneti, mi rivolgo ai ragazzi, sono assolutamente performanti. L'appello io lo faccio sempre ai giovani perché sono il nostro faro, sono davanti al convoglio, ci sono loro. Allora togliere 200 metri vuol dire che 201 va bene, 202 va bene, 203, ma no 4 km, 5 km, cioè bisogna avere, la legge dice in prossimità della propria abitazione. Dobbiamo utilizzare il buon senso e si esce in maniera individuale, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 2 metri, poi vi spiego perché.
da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui all'articolo C. I distributori automatici sono ammessi solo all'interno degli uffici delle attività regolarmente ammesse. Per l'acqua potabile, le case dell'acqua per capirci, latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Quindi tutto il resto di distributori che sono in giro, che magari possono creare capannello di gente che dice se proviamo il distributore, così ci facciamo un caffè, intanto 2 chiacchiere, no. J. Gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione e fotografia sono chiusi la domenica e tutti gli altri giorni festivi. K. Questo è destinato alle imprese. È un po' lungo, però ve lo leggo e capite qual è la filosofia. In tutti i punti vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso nei locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno di prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno 2 metri, l'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri mezzi idonei. In mancanza di disponibilità da parte del compratore, dal venditore, di mantenimento. Questo ricorda il mantenimento di un unico accesso contingentato per gli ingressi. Questo riguarda i supermercati. Allora cosa evito di leggerlo tutto. Nei supermercati si fa la coda fuori, 2 metri di distanza, mascherina, guanti, in caso assoluto proprio di impossibilità di trovare i guanti, gel igienizzante che trovate anche all'ingresso dei supermercati, molti supermercati mettono anche i guanti. Dentro nel supermercato non ci si toglie i guanti, si continua con i guanti, mascherina si continua a tenere. Io so che dico robe banali, ma fidatevi che va bene dirlo. La mascherina non serve perché si sta in coda fuori, ma serve perché poi si andrà anche dentro e ovviamente tutti gli operatori dovranno essere bardati con mascherina, guanti e tutte le cose che sapete. L. È ammessa l'attività economica anche di somministrazione di alimenti e bevande svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio. Quindi si conferma la consegna a domicilio dei ristoranti o dei bar, dei bar che producono aperitivi, finger food per gli aperitivi, non so, robe del genere. M. Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali, sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere, devono essere espletate nel rispetto per i dipendenti del protocollo condiviso. Ecco, diciamo che in tutte le attività, ve la traduco, si deve applicare l'accordo fatto con le parti sociali. E quindi scrivo anche in questo punto M che le SPISA da domani mattina continueranno e incentiveranno i controlli, cioè è fondamentale che siano messi in sicurezza i lavoratori e che questa sicurezza passi attraverso tutte le categorie di attività aperte, banche e assicurazioni comprese. N. Nell'attività bancaria, nello specifico, compresa quella esercitata da Poste Italiane SPA e quella assicurativa e degli studi professionali, e in ogni caso ove sia possibile, sia previsto l'accesso da parte dei clienti e fornitori. L'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante, scusate ho salto un po' non è che leggo male, che sto saltando righe. L'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento. Cosa diciamo? Che diciamo che nelle poste, nelle banche, dai professionisti, dal commercialista, dagli assicuratori, eccetera, incentiviamo il fatto che si vada su appuntamento evitando di creare degli ammassamenti magari nelle sale di attesa. In ogni caso devono essere utilizzate da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti, ogni altro dispositivo idoneo a garantire la copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali prodotti igienizzanti deve essere effettuata
deve essere attuata l'efficace sanificazione dei locali. Ve lo dico perché sono arrivate anche ad esempio delle segnalazioni che in alcuni sportelli bancari i lavoratori non possono utilizzare la mascherina perché qualcuno è andato a dire che la mascherina nelle banche non è prevista. Adesso la prevediamo noi, così togliamo il dubbio a tutti. Punto P, in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con l'obbligo poi dico quella, ne ho saltata una. Con l'obbligo di allontanamento di coloro che presentano la temperatura corporea superiore ai 37,5. Cioè in tutte le aziende va misurata la temperatura, se c'è sopra 37,5 il lavoratore deve essere ovviamente messo in riposo e in isolamento fiduciario a casa. Il punto O che ho saltato, ma poi avete tutto voi, cioè non preoccupatevi. La vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa nei negozi esclusivamente dedicati. Perché qua ci hanno chiesto tutti, ma io vendo le scarpine nel megastore che vende scarpe. No. E altre robe del genere. Sulla base di titolo anteriore al 21/2/2020. Quindi tutti quelli che erano autorizzati in via esclusiva prima del 21 febbraio, che è il giorno dell'inizio della vicenda dell'emergenza coronavirus, possono aprire in via che vendono solo quei prodotti. Alla vendita di 3 prodotti ed è consentita in 2 giorni alla settimana, non tutta la settimana, 2 giorni, esclusa ovviamente le domeniche, i festivi e i prefestivi. Punto Q, sto terminando, è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento dei rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata, i cosiddetti ecocentri o CERD, comunali più vicini alla residenza. Quindi, siccome ci saranno attività, magari qualcuno a casa al giardino robe, porta via il verde, e anche alla luce del fatto che noi abbiamo autorizzato, vi ricordo, l'attività di giardinaggio. E infatti eccola qua, punto R, è ammessa l'attività di manutenzione delle aree verdi, aree naturali, pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione, queste sono le spiagge, ragazzi, per capirci in particolar modo, e di pertinenza, quali le spiagge. Esse sono consentite le opere collegate agli stati di emergenza della protezione civile, vai a per capirci i boschi e quelle attività che dobbiamo fare necessariamente. Vi evito la lettura, confermiamo tutta l'ordinanza è scritta qui, comunque ce l'avete raccolta, per il trasporto pubblico locale, quindi tutto il tema delle mascherine, dei guanti, dei gel, di tutto quello che sapete all'interno di treni e autobus, vaporetti e tutto quello che c'è. Domande, prego. Presidente, buongiorno. Ciao. Dunque, per quanto riguarda i spostamenti da casa, cioè l'obbligo dei dispositivi protettivi vale anche per le passeggiate entro Bisogna uscire con la mascherina. C'è un problema di reperibilità di guanti, come è sottolineato. Disinfezione. All'inizio non è che vi verranno a usare le mani, ma lo fate per il vostro bene, insomma. Quindi disinfezione con il gel. Se qualcuno pretenda dalla polizia che gli usi le mani, cioè. Lo dico perché a volte capita, leggo dei verbali. Senti, anche se hai fatto appello al buon senso, non è che si possa andare. Ma è con quello che si vince. Certo, non è che si possa andare a misurare con il metro, ma insomma, prima c'erano 200 metri, adesso c'è l'area di prossimità, un raggio massimo ragionevole. Il raggio massimo è quello del buon senso, che bisogna sgranchirsi le gambe, appunto, non andare a prepararsi per la maratona. Questo è poco ma sicuro. Guardate, evitiamo di riempire i passeggi, evitiamo di andare a farsi tutti i percorsi naturalistici della propria zona. Questo non è nelle prossimità della propria abitazione. Prossimità vuol dire che uno si fa una passeggiata, ma deve farla in sicurezza, da solo, a meno che non abbia, che sono un familiare non autosufficiente da portare fuori, un disabile, un minore, e punto. Capisco le difficoltà, le capisco benissimo. Abbiamo anche un po' il cuore in pace perché l'assessore Bottaccini con i suoi ha fatto distribuire 10 milioni di mascherine, provvederemo ancora, spero che
si possano trovare sempre di più, del resto nelle farmacie si trovano, però è pur vero che se riusciamo anche a entrare nei banchi dei supermercati, alla fine i veneti si compreranno il pacchetto di mascherine da tenere a casa, ragazzi, questa roba qui non è che dura un giorno, Quindi bisognerà che ci abituiamo un po', finirà come sono finite tutte le tragedie, perché dopo la pioggia viene sempre il sereno, però bisogna capire che la mascherina diventerà un accessorio, per un periodo diventerà un accessorio. Ci abbiamo pensato molto al tema delle mascherine, però il senso di responsabilità ci ha portato a dire sì, e adesso vi faccio capire perché. Bisogna spegnere luci qui? Un altro dettaglio posso chiedere? Sì, prego. Quando entra in vigore l'ordinanza e fino a... Alle 24 di oggi. Fino al 3. Scusa, vi faccio adesso che vi sposto, ve lo dico solo, vi do una spegniamo anche le luci, vi do solo una breve spiegazione. Mi perdonino. Prego? È già prodotto il prodotto. Sì, non è che ci blocca la diretta Facebook. E volevo dire solo una cosa prima di far mandare il video. Mi perdoneranno tutte le televisioni perché è un video della RAI e quindi per correttezza ve lo dico. Saremo in inglese, ma fra l'altro era anche troppo lungo, loro hanno fatto un bel lavoro di riassunto. Fatelo vedere questo video stasera ai cittadini e vedetelo bene in diretta. Magari vi diamo anche, insomma, fate questo sacrificio e fatelo vedere. C'è comunque anche su internet, ma è tutto in inglese e quindi va tradotto. Gli studi sul virus e sulla sua permanenza nell'aria, la scienza cerca di dare un stop. Intanto la TV giapponese ha condotto un esperimento su colpi di tosse e starnuti. La corrispondente Giovanna Botteri. La televisione giapponese ha condotto uno studio con i ricercatori dell'Università di Tokyo, utilizzando telecamere ad alta sensibilità e raggi laser. L'esperimento comincia con uno starnuto. Possiamo vedere a occhio nudo le goccioline più grosse cadere immediatamente a terra, ma solo attraverso la camera vediamo anche le microparticelle grandi un millesimo di millimetro. Sono più chiare e più leggere. Il problema è che anche una normale conversazione genera una grande quantità di microparticelle, semplicemente parlando a voce un po' più alta. Restano sospese nell'aria, non cadono e non se ne vanno. Il professor Takeda spiega che ancora non si conosce la quantità necessaria al coronavirus per passare da uomo a uomo, ma è probabile che molti contagi siano venuti così. Il rischio sale negli spazi chiusi senza reazione. Il laboratorio simula una stanza con 10 persone. Basta un colpo di tosse per emettere 100.000 particelle. Quelle grosse, le blu e le verdi, cadono a terra, ma le altre restano nell'aria per almeno altri 20 minuti, a meno che qualcuno non apra la finestra per farla andare via. Basta usare le mascherine ed areggiare ogni ora gli ambienti e il rischio di contagio, conclude Takeda, si abbassa. Grazie. Però avete visto, quando si dice grazie, quando si dice ma la temperatura influisce sul virus, e poi abbiamo un grande dibattito degli scienziati, ma il virus, la temperatura, no. Sì, ma con la temperatura se la sei finestra di casa. E questo è il vero vantaggio del virus, che noi arieggiamo le case. Pensate se fossimo in inverno e che abbiamo le case ermetiche. Avete capito cosa si dice? 20 minuti le particelle resta questo aerosol. Per questo io vi dico sempre che secondo me riaprire le scuole è sbagliato e dobbiamo evitare ogni forma di aggregazione. Capite che quando vediamo questo video, ve ne avevo già parlato dell'esperienza giapponese, no? A questo ci mettete i dati nostri che ci dicono che l'1,3%, solo l'1,3% dei 10.000 medici del Veneto si sono infettati perché avevano i dispositivi, ci fa capire che la mascherina è il salvavita. E rispondiamo anche a quei scienziati che un mese fa ci dicevano che la mascherina dovevano portare solo i sintomatici, la mascherina la devono portare tutti. Altre domande? Poi avete il documento, ragazzi, se non avete capito qualcosa, se no penso che il documento vi chiarisce tutto. Sì, io ne avrei un paio. Allora, Prego. prima sia Treviso che Rovigo, va bene, oltre a Vori, i report di ieri e di oggi segnano uno
zero nella colonna di nuovi casi positivi. Questo è senz'altro un buon segnale, comunque che fa ben sperare. E poi un'altra cosa, così poi lascio la parola ai colleghi. Molti telespettatori ci stanno chiedendo se qualora le scuole riaprissero a settembre si è pensato a qualche iniziativa per i ragazzi nel corso dell'estate, eventualmente anche, non lo so, sentendosi con associazioni. Iniziativa in che senso? Per coinvolgere un po' i ragazzi che saranno a casa. Non so, perché ci sono molti... Nel senso che se aprono, se non chiudono, se non riaprono più. E queste sono attività che competono all'ufficio scolastico regionale, che non sono attività della regione. Vi ricordo che uno dei grandi dibattiti sull'autonomia era proprio la scuola e dicevano che sbagliavamo a chiedere competenze. Non voglio neanche entrare in questo merito e dico semplicemente che ci vogliono delle attività di sostegno. Vedo molte scuole, devo complimentarmi con i tanti docenti che ci sono, parlo di scuole pubbliche, che fanno un sacco di attività. Sono ragazzi che mi dicono stanno anche 6-7 ore a fare attività. E qualcuno anche che va a invocare la riapertura delle scuole perché non ce la fa più, perché è più controllato di prima. E beh, se ci pensate, hai una telecamera puntata in faccia in un'aula, tu non hai la telecamera puntata in faccia, quindi il docente ti vede nella griglia e ti vede se ti distrai, se fai qualcosa. Quindi, insomma, per quanto riguarda i dati, invito tutti a non prendere dati positivi come un trend positivo. Il più grande errore che possiamo fare è abbassare la guardia. Non siamo nelle condizioni di abbassare la guardia. Guarda, ci diamo appuntamento fra una settimana, 10 giorni e rivediamo questi due dati, capiremo se ha funzionato oppure no. Li mettiamo via, li lasciamo a qualcuno. Beh, vi ricordate i dati di oggi, avete la data, il 13 aprile, e quindi sì, sono dati incoraggianti, ma come si dice, una rondine non fa più primavera. Presidente. Scusi, mi leggo solo una cosa, un dubbio che mi è venuto: qualora le varie cooperative o diverse associazioni organizzassero i classici centri estivi. Bisognerà vedere, Ilaria, in che momento li organizzano e capire in quel momento quali saranno le direttive della comunità scientifica, perché sì, ma dal punto di vista sanitario è fondamentale capire, perché se ne viene fuori che comunque per tutta l'estate bisogna evitare di fare concerti, fare partite, attività diciamo dove si prevede grossa aggregazione, mi sa che i centri estivi saltano. Questo quindi potrebbe riguardare anche determinate zone balneari, spiagge eccetera? No, guardate, noi speriamo che si possa ripartire, io sono tra quelli che pensano e sperano di farlo anche velocemente, però tutto non prescinde dal fatto che dobbiamo avere indicazioni di natura scientifica. La nostra responsabilità di noi tre e della regione è quella di non mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Quando uno si chiede ma perché fanno ste robe, non è che ci divertiamo noi qua a Pasquetta a fare ste robe o a Pasqua, perché abbiamo la responsabilità che ci viene data dalla legge di pensare per il bene di tutti. Poi magari sbagliamo anche noi, però è meglio sbagliare e salvarne uno in più che far bene e poi magari trovarsi con altri guai. Prego. Proprio su questo, Presidente, la sensazione è che siete stati costretti a una rincorsa, nel senso vi siete trovati con quello che lei ha definito nei giorni scorsi un mezzo lockdown e a questo punto avete dovuto interpretare i dati in una certa maniera per arrivare a questo tipo di soluzione che sembra quasi una soluzione di difesa. Assolutamente sì. Ecco, quanta è la preoccupazione vostra che ci sia un ritorno di fiamma dopo questo tipo? Da 0 a 10, 8. Tanto? Sì, assolutamente. Perché le misure, come tu hai ben letto, che ci sono qui all'interno, sono tutte a tutela di chi si troverà fuori. Penso ai lavoratori, ad esempio, al loro trasporto, a tutto quello che significa mettere in sicurezza il loro trasporto, gli spostamenti, l'azienda. Quindi la mascherina è la condizione sine qua non per vivere. Prego. Buongiorno Presidente, la mia domanda è un po' simile a quella del collega Zennaro. Lei ci ha sempre spiegato che il virus è ancora presente nella nostra comunità, i dati li vediamo, abbiamo visto anche le immagini poc'anzi dei colleghi della RAI. Quello che le chiedo è perché, almeno questa è la mia sensazione, stia pian pianino lasciando un po' la presa, nel senso teme che
il sacrificio che stiamo facendo un po' tutti stia diventando sempre più insopportabile, che quindi ci sia un possibile basta rispetto delle regole, basta presidi, e quindi si apra autonomamente. Ma guarda, io penso che i cittadini non siano degli sprovveduti e lo hanno dimostrato con alto senso di civiltà, perché noi non abbiamo riempito le tangenziali con colonne di auto, non abbiamo fatto le scampagnate a prescindere, poi c'è sempre, come si può dire, l'irresponsabile, per questo è il titolo di chi non rispetta le regole. Allora, se invochiamo tanto il senso civico, il senso di comunità, del fatto che Einaudi pensava alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni, ci siamo riempiti la bocca di tutte queste frasi qua, se volete ve ne faccio una lista. Adesso è il momento di dimostrare che siamo persone per bene, punto, c'è altro da aggiungere. Se non si rispettano le regole vuol dire che abbiamo sbagliato tutto quello che si è detto fino ad ora. Io vedo i veneti irresponsabili. Allora, se uno dovesse fare un'analisi di questa ordinanza, dice bene, si tolgono i 200 metri e c'è un minimo di valvola di sfogo, però mettiamo, come si vuole, una protezione in più, perché questo lockdown ormai non c'è più e dobbiamo prendere atto che la nostra strategia deve modificarsi. Per capirci, se avessimo avuto il lockdown oggi non staremo qui a discutere di mascherine, è inevitabile. Però è anche vero che il momento è tale per cui bisogna anche vedere il tema della mascherina come un tema di prepararsi a quello che sarà la fine del lockdown. Quindi questa è una fase di limbo fondamentale. Se volete stiamo iniziando una fase 2, no? Una fase 2 che è un mezzo lockdown dove cominciano a essere molto più presenti e pesanti i dispositivi di protezione. Altro? Grazie. Presidente, ci arrivano delle richieste, perché insomma questa serie prima di DPCM del governo, poi le ordinanze della regione, magari la gente non sempre ha chiarissimo il percorso. Sì. Allora, è una domanda che può sembrare superflua, ma resta confermato il divieto di mobilità che non sia legato al lavoro, alla spesa quotidiana? La domanda non è superflua, perché qui bisogna andare proprio anche a volte nella banalità, e resta confermato tutto quello che non è lavoro, urgenze indifferibili, andare da un medico piuttosto che andare in farmacia o andare a comprare generi di primaria necessità, che sono gli alimentari, l'abbigliamento per i bambini, mi sembra sia 0-6 anni, quindi età dell'infanzia, e poi hanno messo dentro anche le librerie, ma noi le abbiamo contingentate a 2 giorni alla settimana. Quindi resta confermato, non è che uno esce di casa e va a fare un giro, no, attenzione, no, hai fatto bene a fare questa domanda. E che segnali avete avuto dalla mobilità ieri, cioè traffico, circolazione? Abbiamo avuto un incremento del 4,43% dei movimenti in Veneto da quando c'è stato la fine del lockdown totale, no? Il lockdown totale per noi era aziende strettamente legate, diciamo al lockdown totale era ante deroghe, per capirci. Poi sono arrivate le deroghe, hanno come sgonfiato il lockdown, e quindi con il secondo DPCM. Solo il 4? Prego? Scusa, solo il 4%? Perché Sì. la sensazione era che il post, cioè diciamo l'effetto deroghe oggi Cuba, fermo qua, no, ti ho detto male, 6,85%. Beh, considerate che noi abbiamo una settimana anche strana, cioè una settimana pasquale, da domani vedremo come gira. La Pasqua come è andata sulla strada? Io direi ottimamente, cioè non ditemi che avete trovato le strade piene, perché vuol dire delle bugie. Quindi faccio i miei complimenti ai veneti che ci hanno fatto fare un figurone, fra l'altro a livello nazionale come comunità, perché pensate se avessi visto i video che ho visto per altre regioni di gente incolonnata che vuole andare al mare in montagna. Quindi eccezionali i veneti. E la Pasqua è andata bene, guarda, io ho fatto Conegliano, Marghera in andata e ritorno ieri e ho trovato un'auto. posso fare No, c'era la Francesca Carola, poi c'era lei, prego. No, Ciao Presidente, buongiorno. Ciao. Allora, una domanda,
sempre guardando avanti, ma noi abbiamo una cosa importante in Veneto è il turismo, ok? Però che adesso sta pagando un prezzo altissimo. L'idea vostra è dopo il 4 maggio di pensare di riaprire le spiagge, cioè per ipotizzare un turismo, oppure abbiamo già dato per persa tutta la stagione? Chiaramente sempre pensando alla salute, perché è la priorità che tu ti sei posto in questi mesi. Chiaro. Ma guarda, intanto ben venga questa domanda, perché saluto tutti gli operatori che sono stremati. E il turismo, lo dico a chi magari non sa, è la prima industria in Veneto, cuba 18 miliardi di fatturato. Stiamo parlando di 18 miliardi che sono ossigeno per la nostra comunità. Stiamo parlando di una visibilità internazionale. Io spero che ci siano quanto prima le condizioni sanitarie per ripartire e spero che si possa assolutamente pensare che questa stagione non sia persa, perché persa la stagione vuol dire veramente che ci va male. E continuo a dire, qualcuno si era indignato quando l'ho detto, no? Che bisogna fare delle campagne di promozione che non siano andare per le fiere o fare i manifesti negli aeroporti, non servono niente quelle robe lì. Bisogna andare dagli opinion leader, comunemente detti influencer, lo ridico magari spiegando, forse qualcuno gli entra nel cervello, e significa che se tu vuoi informare gli statunitensi, i cittadini degli Stati Uniti, che sei disponibile a fargli fare una bella esperienza turistica nelle spiagge del Veneto piuttosto che nei circuiti termali o nelle Dolomiti o al largo o quello che è, magari se lo fai dire a Oprah Winfrey che quest'anno verrà in vacanza in una delle nostre località, probabilmente tutti gli Stati Uniti dicono cosa sta succedendo. Questo è il senso degli opinion leader. A me non sembra una banalità, c'è un mondo ormai che si muove secondo questi percorsi. E ogni paese ha i suoi opinion leader riconosciuti dalla comunità, anche noi in Italia, se ci pensate, ce li abbiamo, evito di citarli, che sono in grado di dire quest'anno vado in vacanza lì e tutti corre là. Abbiamo dei fenomeni turistici creati in questo sistema, ne volete uno? Formentera, uno per tutti. Seconda domanda, Sì. sempre legato a questo. La Regione ha puntato moltissimo sulle mascherine, giustamente come dispositivo di protezione, e questo sembra averci dato sempre ragione. È vero che adesso si trovano, ma comunque non ovunque hanno lo stesso prezzo. Purtroppo bisogna dire che in alcuni posti costano di più e non tutti hanno le possibilità economiche. Certo. Allora ci sono delle imprese che vi chiedono come poter donare alla regione, come si possono mettere in contatto. Sembra semplice, però in effetti sembra che chiedono, vuol dire che Guardate, a volte c'è. hai fatto bene a dirlo. Diamo un numero di telefono. Che numero diamo? 041, usate quello dell'uomo. Quello dell'uomo. 041 279 2863 041 279 2863. Noi accettiamo tutte le donazioni, non finiremo mai di ringraziare, anche dei dispositivi. Il numero verde della sala operativa 800 Aspetta che scriviamo perché 800 sì, 800 99 99 0009. 0009. Ecco, quindi ben venga per le donazioni, assolutamente sì, e grazie anzi. Prego, aveva una domanda? Allora, pensando al dopo, pensando alla fase 2, se c'è qualcosa che non è stato fatto e che cosa si potrebbe fare, che cosa in Veneto da oggi in poi non dovrà più mancare, se qualcosa è mancato. Beh, questa è la fase 3, no? Nel senso che dovremmo convivere con questa tragedia, torneremo alla normalità, ci siamo tornati dopo la spagnola, dopo la peste, abbiamo letto tutti i libri di storia, no? E torneremo ancora alla normalità, però dovrà passare del tempo per raggiungere l'immunità di gregge da un lato, nel senso che dovremo avere, diciamo, questo virus che lo vedremo come il virus dell'influenza, no? Un giorno sarà ricordato come il virus dell'influenza stagionale, perché è un coronavirus tra l'altro, quindi è un virus influenzale sotto questo punto di vista, che però fa più guai dei suoi fratelli, perché nel salto di specie, anche qua mi hanno detto che non dovevo mai dire dei pipistrelli e altre robe, vabbè, c'è scritto sui libri, è scritto sulle riviste scientifiche,
che è un virus del pipistrello che è passato per il pangolino e poi è finito all'uomo. Quindi nel salto di specie noi siamo impreparati a reagire, no? Non abbiamo... Quindi mascherine e distanziamento sociale saranno delle prerogative fondamentali. Ma lei pensa a un gruppo di lavoro, come ad esempio Noi non ce l'abbiamo già noi il gruppo di lavoro, sì, stiamo lavorando a questo. Voi avete avuto contatti con questo nuovo gruppo che ha formato Conte, che dovrebbe pensare alla fase 2? No, noi mandiamo del materiale che abbiamo prodotto noi, no? Ma questo gruppo penso che sia rappresentato dal Comitato Scientifico Nazionale alla fin fine, no? Brusaferro. No, parlavo di Colau e tutte queste persone. No, zero. Scusate colleghi, ho i giornali che premono. Sì, che poi chiudiamo. Aspetta oggi ragazzi, non volendo a casa. E facciamo un altro giro. Ora cominciamo dalla collega Vanzan del Gazzettino. Pongo la mascherina, se no si sente niente. L'attività motoria contempla anche la corsa e servono guanti e mascherine anche per correre? Ma sì, sai, non è praticabile. Qualcuno dice ma la respirazione è affannosa quando corre. Diciamo che purtroppo in questa fase dobbiamo prevederla per tutti. Considerate che oggi l'attività motoria va un po' gestita secondo il buon senso. Alda, che fra l'altro è una maratoneta, è una podista, e capirà che sì, uno si fa la corsetta, però sempre vicino a casa, sempre con le massime attenzioni. Uno dice ma perché non mettermi la mascherina? Perché finisce che se tu vai a farti una passeggiata o qualcosa, prima o poi incroci qualcuno. Speriamo che non si incroci mai nessuno, però se lo incroci, avete visto il video, no? E sono previste sanzioni sempre con destinazione del conto corrente regione? C'è scritto tutto, sì. Quante abbiamo raccolto finora? Non so più parlare. Non si sa. Terza domanda e conclusiva, resta preclusa la vendita di piantine da orto nei mercati? Nei mercati? Nei mercati sì. Sì, non è prevista neanche dal DPCM. Bene, abbiamo il collega Domenico. Si comprano presso i vivai, si comprano perché non abbiamo più chiuso i garden, perché abbiamo messo tutti i dispositivi anche lì, gel, guanti e quant'altro, si comprano nei consorzi, nei supermercati, quindi la catena di distribuzione c'è. Il collega Basso fa domande di tipo scientifico. L'esame Covid ematico come sta procedendo? Sta procedendo che stanno facendo prelievi e analisi. Questo è il laboratorio del professor Plebani e del professor Lippi, quindi Padova e Verona. Può essere fatto anche da privati in autonomia con l'ausilio di personale qualificato? No, ma siamo in una fase sperimentale, ben venga questa domanda perché il tema è, uno dice ma se dà la patente di immunità un'impresa va lì, si fa fare i prelievi a tutti i lavoratori e dice li patenta, no? Ma non siamo ancora in questa fase. Oltre ai farmaci funzionano anche le terapie extracorporee per il blocco delle infiammazioni? Cosa sono le terapie? Non saprei. L'ozono forse? Terapie extracorporee, sì, forse l'ozono. E l'ultima è dal MAS, no, da Giacomuzzo. Novità appunto per come si può aiutare imprese veneti a trovare le mascherine e i guanti da comprare, visto che le misure sempre di più lo impongono? Ma guardate, c'è una produzione locale che ormai ieri sono venuti a trovarci degli imprenditori che ne fanno, quante ne fanno? Milioni, ci penso. Beh, insomma, hanno una grossa azienda con migliaia di dipendenti, ha una linea produttiva 20-30.000, insomma quello che è. Ce ne sono già tanti che producono, per cui basta togliere l'impiccio di straordinanza che blocca, che ancora qualche guaio crea e via. Dal MAS, domani quali cantieri di opere pubbliche potranno riprendere? Solo quelli dell'emergenza tipo Baia o altri tipo ANA? Non sono mai stati chiusi i cantieri. Opere pubbliche. Mai stati chiusi. È che ad esempio Pedemontano ha deciso di chiudere autonomamente, ma non sono mai stati chiusi. Bene, sono le ultime domande che avevo. Altro ragazzi? Un paio di dettagli, cioè un dettaglio. Mi viene dubbio, non essere stato chiaro. No, il discorso dei garden e dei vivai sono stati riaperti al pubblico. Il negozio di vendita presso il vivaio è agibile, quindi è aperto, con tutte le regole, guanti, mascherine, eccetera. E l'altro aspetto che invece è meno un dettaglio, perché forse è una questione di sostanza, si ha l'impressione che insomma, le regioni, pur con
insomma con esigenze diverse, la Lombardia non è nella situazione del Certo. Veneto ad esempio. Sì, non confrontatele mai. No, deve certo, essere. certo, non sono, però insomma la conferenza delle regioni, soprattutto le regioni più colpite, quelle del nord, condividessero un approccio diverso. Ma no, guarda, no, io dico, il governo ha fatto il provvedimento, noi abbiamo dato l'ok al provvedimento, l'intesa. Considera che abbiamo inoltrato una serie di richieste che non sono state colte, non ne facciamo tragedia, cerchiamo di fare in modo che poi la ricaduta, anche qui c'è qualcuno che si straccia le vesti, no, bisogna portare tutto a livello nazionale, rendiamoci conto che il nostro paese è il paese dei campanili, c'è delle diversità che sono la grande forza di questo paese, cioè tu non puoi paragonare, come si può dire, la conformazione, la storia e il modo di ragionare dei Veneti con un'altra regione, è inevitabile che poi devi fare una roba su misura. Quando noi abbiamo dato 200 metri, i Veneti si sono messi tutti a misurare, no? Lo dico così simpaticamente. L'avessi dato da qualche altra parte 200 metri, cioè i Veneti hanno prodotto addirittura l'applicazione che ti avvisa quando passi i 200 metri. Non a caso hanno prodotto i Veneti. Io Lei altro veloce? Sì, volevo chiedere, l'andamento dell'epidemia è rallentato sempre rispetto ai nostri modelli, visto che lei diceva che... Sì, confermo quindi... questo, ma non è motivo di gioia perché è un attimo perché si inverte il trend, è già accaduto a livello internazionale. Mi basta che resti agli atti che noi non siamo assolutamente tranquilli. Come si dice? Non dormire tranquillo. Sogni tranquilli. Non bisogna militare. Io ho fatto l'obiettore per cui non mi sentite. No, volevo chiedere, c'è tanta differenza, mi sembra di capire, che l'hanno anche sottolineato all'esterno del Veneto, nell'approccio della regione Veneto e in quello delle altre regioni. Cioè, sembra quasi che, diciamo, l'esperienza veneta in questo momento si stia allontanando dalle esperienze delle altre regioni. Non ha questa sensazione? Guarda, cioè, noi abbiamo visto la morte in faccia e la stiamo vedendo. Prima roba, purtroppo. 2, ho l'impressione che alcune regioni puntino, non si rendano conto che il virus è un attimo che giri in negativo, perché vedo soprattutto in alcune regioni dove il virus è arrivato tardi rispetto alla nostra esperienza e forse magari si spera, giustamente la speranza è uno dei sentimenti umani, si spera che non sia così aggressivo, ma credetemi, come l'abbiamo conosciuto noi, abbiamo capito che il virus non guarda in faccia a nessuno, non conosce latitudini, non conosce genere, cioè lui va. E quindi noi, ovvio che poi, avendo un bagaglio di esperienza ormai di 2 mesi, quasi 2 mesi, fai delle scelte più calibrate rispetto a chi magari come noi un mese fa o un mese e mezzo fa non sarebbe stato in grado di farlo. Presidente, mi conferma, al volo mi hanno chiesto, i fioristi sempre chiusi, solo consegne a domicilio? No, l'ho appena detto prima, è aperto. Mi sono perso, fioristi aperti. Sì, perché c'è il tema della merce deteriorabile, cioè non... Ma la si può andare? Sì, sì. No a fioreria. No, fioreria. No, sono chiuse, non sono aperte. Quindi solo consegna a domicilio, giusto? I fioristi sì. I vivai. Sì, okay. Sì, scusami, ho capito male io, scusami. Il Presidente mi chiedeva proprio se loro possono riaprire o no. Il Presidente deve Sì, sì. Io direi che possiamo per oggi... Fai una domanda per gli assessori. Sì, ma gli assessori vi lasciamo. Grazie mille, buon lavoro. Allora, cominciamo. Ricordate i veneti che questa ordinanza viene firmata perché siamo preoccupati, non perché siamo felici dei dati. E la responsabilità, perché i 2 parametri ce li avete qui. Le terapie intensive e gli accessi e le persone, queste sono le persone ricoverate, queste sono le terapie intensive. Mi raccomando, è un atto di grande fiducia, ma di grandissima fiducia. Grazie. E buona Pasquetta perché altrettanto. Allora, non fate barbecue con gli amici. Prima l'assessore Lanzarin che si mette lì, ci fa una cortesia, poi l'assessore Bottaccini. Prego Filippo. Assessore, come stiamo andando nelle case? Allora, come abbiamo annunciato anche ieri, domani vi diamo i dati, nel senso che domani avremo i dati
più o meno completati, io credo completati al 90, anche 95%, quindi con un campione insomma quasi totale, vediamo i dati rispetto anche quindi dopo aver fatto lo screening, quindi il tampone essendo presente in tutte le strutture, le percentuali di quanti positivi tra gli ospiti, quanti positivi tra gli operatori sia a livello regionale, ma ve lo diamo anche a livello di singola azienda. Grazie. Ecco, l'assessore Bottacini, l'ospedale al campo del Qatar, come è stato? Perché c'è anche una certa curiosità, insomma, di sapere come. L'ospedale da campo del Qatar non è ancora totalmente arrivato, sono arrivati 3 aerei a Villafranca, all'aeroporto di Villafranca. Per domani è previsto il 4º aereo, che non è ancora l'ultimo, perché ce ne sono almeno 5. Una parte del materiale è in deposito all'aeroporto di Villafranca e una parte, materassi e coperte, la parte più delicata è stata caricata su container dalla Protezione Civile del Veneto e è stata portata già nel nostro deposito della Protezione Civile. Ovviamente attendiamo gli altri 2 aerei, e ripeto, uno è previsto per domani. Ma quindi pensate Schiavonia come base? Pensiamo Schiavonia al momento come base, però non è ancora stato montato perché ovviamente dobbiamo attendere che arrivi l'ospedale completo, quindi 5 aerei se non sono 6. Grazie. Ecco, l'indicazione che era trapelata, cioè lo montiamo per vedere come si fa, vista la dimensione di questa struttura, mi pare ci sono 22 ingegneri arrivati dal Qatar per montarlo, vediamo come si smonta, poi lo smontiamo e lo portiamo in magazzino per l'emergenza, resta in piedi come. Sì, assolutamente sì. Stiamo parlando di un ospedale da 5.200 metri quadri di superficie coperta che può ospitare fino a 500 posti letto, dotato di tutte le possibilità top che possono essere offerte in termini di cura di sanitaria, quindi non è un ospedale da campo con la tenda ad aria, è una cosa più complessa e ovviamente una volta che è stato scelto il Veneto come destinatario di questo dono, di questo regalo che si fa al Qatar, il Veneto ha il compito poi, il dovere anche morale di tenerlo sempre a disposizione, sia speriamo mai per un'eventuale necessità per il Veneto che anche fuori dal Veneto e fuori dall'Italia. Se non ci sono altre domande, io un attimo, lei, assessore, Francesca. Allora, assessore Lazzarini, vi chiedono, è possibile capire la posizione della Regione relativamente all'attività degli studi medici, ad esempio gli studi di fisioterapia, e le misure che devono... Scusa Francesca, non si è sentito bene, togli un attimo. Scusa. Mi chiedono se la Regione può chiarire la vostra posizione relativamente alle attività degli studi medici, ad esempio gli studi di fisioterapia, molti hanno bisogno magari di fare terapie, e vi dicono le misure che devono adottare per l'eventuale apertura. Ma noi abbiamo sempre detto che se c'è un problema legato alla salute pubblica, quindi il fisioterapista che deve andare a casa per fare la fisioterapia eccetera, cioè questo è un motivo giustificato di salute pubblica, quindi di malattie insomma. Ma i centri adesso comunque possono aprire per necessità di pazienti? Ma su questo non ci siamo, devo dire la verità, non c'è un pronunciamento, ma non ci siamo pronunciati prima, cioè neanche adesso, quindi non abbiamo toccato questo argomento, non è un argomento che è stato toccato. Però il fisioterapista che deve fare la fisioterapia perché uno si è operato l'anca, la deve fare, cioè è un motivo di salute. Quindi può andare in casa, ma il paziente può andare nel centro fisioterapico con mascherine, guanti, eccetera, eccetera? Ma su questo approfondiremo allora, perché è la prima volta che ci fanno questa richiesta, quindi finora non c'era stata fatta questa richiesta, quindi approfondiremo, eventualmente domani vi sappiamo dare con più certezza, insomma, perché finora non c'era stata posta quella a domicilio, sì, però finora rispetto
gli studi appunto, e quindi l'apertura, perché poi anche lì ci può essere l'apertura, ma devono essere solo casi certificati, non è che, perché se uno può anche aspettare per farsi la fisioterapia, dovrebbe aspettare, quindi l'apertura deve essere per appuntamento, eventualmente casi certificati, necessità proprio perché legate a un intervento chirurgico o comunque insomma qualcosa, però l'approfondiamo eventualmente, poi diciamo con certezza. Grazie mille. Cioè Francesca, tutte le attività devono essere indifferibili. Certo, chiaro. Sì, sì. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Fare in modo in quell'angolo